A Palau, una ragazza di 33 anni è sparita nella notte dopo aver trascorso la serata in un locale. E quello che sta succedendo per trovarla dimostra la forza della nostra comunità. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Ti voglio, ma soprattutto ti devo parlare di una storia che sta tenendo con il fiato sospeso tutta la Sardegna. Cinzia Pina, 33 anni di Castelsardo, figlia di una nota famiglia di ristoratori, è scomparsa nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre a Palau. Quella sera Cinzia aveva trascorso la serata in un locale a Palau, come fanno tante ragazze della sua età. Ma da quel momento è come se si fosse volatilizzata. Il telefono spento, nessun contatto con la famiglia, nessuna traccia. Ora, quello che ti sto per raccontare dimostra quanto sia speciale la nostra comunità. La sorella di Cinzia, Carlotta, non si è resa un secondo. Ha iniziato subito a mobilitare tutti, familiari, amici, conoscenti. Ha lanciato appelli sui social chiedendo a chiunque di aiutare nelle ricerche. E la risposta è stata incredibile. Sabato 20 settembre dal parcheggio del campo sportivo di Castelsardo è partito un intero bus di volontari diretti a Palau. Non parliamo di 4 amici, ma di decine di persone che hanno mollato tutto per andare a cercare una ragazza che magari neanche conoscevano personalmente. Ma non si sono mossi solo i cittadini. Le forze dell'ordine hanno organizzato quello che è stato definito un imponente dispiegamento di forze. I carabinieri, i vigili del fuoco, con l'unità di comando avanzato arrivata da Sassari, la protezione civile con tanto di elicottero, hanno utilizzato tutto quello che la tecnologia moderna può offrire: droni del reparto specializzato, unità cinofile per seguire eventuali tracce, elicotteri che sorvolano costantemente la zona. È stata messa in campo una macchina di ricerca che coinvolge circa 50 persone tra volontari e forze dell'ordine. La base operativa è stata allestita a Palau e da lì partono quotidianamente le squadre per perlustrare ogni angolo del territorio. Sono coinvolti anche i volontari del soccorso marittimo di Castelsardo, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Palau. Quello che mi colpisce di più è vedere come una famiglia in difficoltà non sia stata lasciata da sola. La comunità sarda si è stretta attorno ai Pinna con una solidarietà che mi fa tanto piacere. Persone che non conoscono Cinzia stanno dedicando il loro tempo libero per cercarla. A volte mi chiedo cosa c'è nella nostra cultura sarda che fa scattare automaticamente questo senso di appartenenza e solidarietà. Se anche tu sei orgoglioso di appartenere a una comunità così solidale, lascia un like, condividi nei commenti il tuo pensiero su questa sparizione e iscriviti per rimanere aggiornato su questa storia e su altre storie che uniscono la nostra terra. Grazie per avermi ascoltato, io ti saluto e alla prossima.